Perché no? Saluto anche Walter Brambilla che è arrivato in tempo e lo speaker del Giro Stati e il collega intanto ha lanciato lo sprint per le ragazze. Qui la battaglia è più serrata, ma attenzione, l'applauso non guasta mai perché c'è un arrivo bellissimo con un sprint per il secondo e terzo posto, 324, ed è lì Luna Giovannetti, 265 stelle dietro tutte le altre. C'è una specie di photo finish, quindi non mi sento di dare l'arrivo per le seconde e le terze, ma saranno i giudici a regalarci la classifica. L'applauso ancora per le ragazze, 1 chilometro ormai quasi completato. Ecco, sono tantissime, intanto si stanno preparando i cadeti, qui avremo un passaggio, quindi 2000 metri. Applausi ancora per le ragazze, guardate come sono tante, 800 atleti quest'oggi iscritti, tra cui anche gli amatori che vedremo dopo in gara. Non è arrivata ancora la motostaffetta, davvero bellissima, perché arrivano, diciamo, affaticate sì, però col sorriso, e questo è importante per noi, arrivano col sorriso ed è importantissimo. Intanto conclude, vedete, col 346 rosso, si tratta di Emma Riccardi, dovrebbe essere 5 stelle.